E sì, andiamo a fare un classico qui della cucina siciliana, a salsa. Ma in questo caso andiamo a fare la salsa con i ciliegini. Beh, davvero una ricetta super interessante. Ragazzi, non è la ricetta, ma il modo come andiamo a fare quest'ottima salsa da consumare subito, da conservare eventualmente anche nel vetro, in una bottiglia o forse anche nel congelatore, perché no? Benvenuti su Ricette Flash. Allora, questo è l'elemento principale, ovviamente ci serviranno poche cose come una cipolla, del sale, dell'olio e vi spiego un po' meglio tutto. Aromatizzate voi come volete, il basilico non è obbligatorio. Beh, perché ho diviso i pomodori? Perché ci tenevo a spiegarvi la composizione, i tipi di pomodori che abbiamo qui. Allora, questo qui è il datterino, quindi vedete sono molto maturi, letteralmente a Vittoria si è già frappati. Questo è il ciliegino, il pomodorino più famoso che trovate, comunemente anche chiamato pachini, e invece questo qui è un pomodorino molto particolare, il Piccadilly, un pochino più grande degli altri due. Beh, tutte e due comunemente si possono chiamare, tutte e tre comunemente si possono chiamare pomodorini. Andiamo a realizzare questa salsa unica. Beh, primo passaggio, inutile dire altro, è lavarli bene. Laviamoli bene e prendiamo già la pentola. Bene, così se vogliamo velocizzare anche i tempi, andiamo a dividere i pomodorini. Si potrebbero anche, con questa ricetta, se sono ancora più maturi, fare direttamente interi, perché poi andiamo a togliere la buccia, vi spiego come, in un modo davvero unico. Quindi riempiamo qui e accendiamo a fiamma bassa. 2 cucchiai di sale. Bene, nel frattempo, sia per la decorazione, un attimino l'ho lasciati qui questi pomodorini. Adesso tagliamo la cipolla. Allora, come la dobbiamo tagliare? Beh, molto semplice, no? Dobbiamo solo sbucciarla e la andiamo a mettere intera va nel pomodoro, nella salsa. Vedete, adesso già i pomodori hanno perso i loro liquidi, adesso possiamo ancora abbassare di più la fiamma e aspettiamo. Allora, da chi ho imparato a fare la salsa? In realtà non l'ho imparata in Sicilia, ma è stato un amico mio napoletano, Giuseppe, anzi, che ti saluto, che in Germania mi ha spiegato come fare. Quindi il processo si divide in 3 fasi. Primo, quello di sbollentare il pomodoro o intero a pezzi. Poi setacciare quello che è del pomodoro, così da togliere la buccia e le altre cose. E l'ultimo pezzo poi si va a finire di cucinare mettendo gli aromi. Quindi in questo caso poi noi metteremo solo la cipolla intera che poi togliamo, ma potremo mettere anche altre cose come elementi aromatici. Allora, a questo punto, con la fiamma ancora accesa, possiamo spegnere. E siamo, come vi dicevo, al secondo passaggio di questa ricetta molto semplice che potete fare a casa. Quindi prendiamo un setaccio, vedete, e andiamo a fare pressione con un mestolo. Così dobbiamo fare questo movimento, vedete, rotatorio, e andiamo a togliere tutto quello che ci serve da questo pomodoro. Continuiamo così e facciamo stringere la salsa. Allora, vedete, qui abbiamo messo tutto il contenuto dei nostri pomodori, vedete, ci abbiamo parti liquide, parti anche polpose, quindi questo è quello che è rimasto nel setaccio. Vedete, deve rimanere questa poltiglia che è fatta dei semi e della buccia del pomodoro. Quindi a questo punto andiamo a assaggiare, accendiamo di nuovo la fiamma e dobbiamo cucinare per altri 15-20 minuti. Come vi dicevo, l'unico elemento che aggiungo è la cipolla intera e dopo potremmo aggiungere anche l'olio per insaporire, o se volete anche un po' di pepe nero e altri ingredienti, ma per me adesso va bene così. Aspetto quindi una ventina di minuti sempre a fiamma bassa. Sì, la salsa è pronta, vedete che spettacolo. Potremmo anche farla stringere un po', ma va bene così. Quindi siamo pronti per andarci a fare una bella spaghettata e magari lasciarla poi a risottare un po' con la pasta. Provate anche voi questa ricetta, semplicissima. A questo punto potete aggiungere sia l'olio, ma eventualmente anche pepe nero, peperoncino, quello che gradite. Io la lascio molto basic.
Bene, così siamo alla fine di questa ricetta, grazie di aver visto questo video e se tu sei un piccolo imprenditore o vuoi sponsorizzare qualche prodotto su tutti i miei social o veramente conosci qualcuno, puoi contattarmi, siamo aperti per sponsorizzazioni e anche per andare a realizzare delle collaborazioni. Grazie a tutti, ci rivediamo qui, ricette flash, cucina in un lampo.